2 milioni si è trovato a guadagnare 1.000 euro e fino lì niente di male se, piccolo particolare, quello che costava 1.000 lire al mercato non fosse costato 1 euro, per cui c'è stata una svalutazione teorica del 50%, però poi in realtà a seconda di comparti e prodotti è stato un disastro, e su questo siamo d'accordo. L'aggravante è stata che proprio nel 2001 è cominciata la crisi, cioè nei parametri di Maastricht e dintorni si era ipotizzato che come minimo il 2% nella media dei paesi europei si sarebbe sempre realizzato come crescita del PIL. Invece poi abbiamo sperimentato, pensate al 2005, delle cadute spettacolari. Quindi per questo il sistema europeo non era stato tarato. Io l'unico dubbio che ho, che è molto grave, è che quando andarono a stabilire i parametri di Maastricht, con scenari occupazionali e di sviluppo del PIL molto favorevoli, stesse persone, quando poi si trovarono sui tavoli per discutere della previdenza, cioè del fatto che la gente si allungava come età, che non aumentava l'occupazione, avevano fatto scenari macroeconomici completamente opposti. Quindi com'è che quelle stesse persone sui tavoli di Maastricht dicevano che c'era uno sviluppo eccetera per promuovere i parametri e poi in futuro l'Unione Europea, l'euro, mentre invece sulla riforma delle pensioni erano stati drastici circa la possibilità che ci potesse essere una situazione opposta di sostenibilità. Questa è una cosa abbastanza inquietante. Per quanto riguarda la seconda tua domanda, cioè riguardante il nord-est, il problema è che da una parte c'era stato un grande sviluppo economico come tutta l'Italia eccetera, però qui nel nord-est aveva avuto la caratteristica che c'era stata una tale corsa all'occupazione che la gente neanche finiva di studiare perché trovava lavoro a buoni stipendi eccetera eccetera, però poi, piccolo particolare, non completava, non andava avanti nella carriera, e quando poi si è trovata la crisi è stata una situazione disperante, perché sicuramente la situazione del nord-est, e dico anche del nord-ovest per altri versi, è stata peggiore di quella del sud per certi versi, perché sai, nel sud comunque c'era la famiglia, il pezzo di terra, la pensione di invalidità, insomma, bene o male in qualche modo riescono a reggere, no? Mentre qua la situazione è tragica, ma è veramente tragica. Per quanto riguarda la terza tua domanda, cioè l'uscita dall'euro, allora, prima di tutto, se uno ha un mutuo, lo continua a pagare in lire. Qual è il problema? La lira diventa la nuova moneta, moneta legale con cui si pagano i debiti e le tasse. Quindi da questo punto di vista non c'è nessunissimo problema, anzi, se poi si riprendono gli stipendi, l'occupazione eccetera, ci saranno dei vantaggi. La competitività, allora è chiaro che il problema è se usciamo dall'euro svalutiamo, questa è la teoria di tutti gli economisti che sono favorevoli all'uscita dall'euro. Anch'io sono favorevole all'uscita dall'euro, però dico attenzione, perché questa svalutazione, che a noi ci farebbe comodo in termini di competitività, poi non determina una svalutazione competitiva anche degli altri paesi? Questo è un problema, evidentemente. Allora, la migliore uscita dall'euro è quella negoziata. Si stabiliscono dei tassi di cambio e si cerca di rispettarli. Quindi si riduce il vantaggio competitivo, però si sta tutti più tranquilli. Siccome però noi non sappiamo in questo momento né quando salterà l'euro, né se salterà l'euro, né come, che è la cosa più importante, salterà l'euro, quello che veramente io trovo importantissimo sarebbe di prepararsi ad ogni evenienza. Per esempio adesso è stato deciso con la rivalutazione delle quote di Banca Italia, che non è il punto è che ci avrà un azionariato diffuso. Conseguentemente, se
torni alla sovranità monetaria, dovrai fare un'altra banca centrale. Chiamiamola BCI, Banca Centrale Italiana, per fare un esempio, o qualcosa del genere. Una banca pubblica, che potrebbe essere l'MPS, ma anche ti devi preoccupare di stampare la moneta, perché nella peggiore delle ipotesi tu il venerdì sera annunci che sei uscito dall'euro, ma il lunedì mattina la gente deve trovare in banca le lire, le nuove lire. E questo ovviamente bisogna organizzarlo, però è un problema organizzativo, Paola, non è un problema di sostenibilità. La situazione dell'Italia in caso di uscita dall'euro sarebbe nella gran parte delle situazioni di miglioramento. E anche l'importazione di prodotti petroliferi non deve inquietare più di tanto per due ragioni. La prima è che l'incidenza di queste importazioni non è così alta come durante gli anni 70. Fino agli anni 70 il problema dell'Italia era che non poteva crescere oltre il 3,5% di PIL, perché se cresceva oltre il 3,5% le importazioni di prodotti petroliferi erano più che proporzionali, quindi c'era il cosiddetto vincolo estero. Oggi non abbiamo più quel problema. Poi nel costo di un litro di carburante alla pompa l'80% sono tasse, quindi lo Stato in condizioni di sovranità monetaria ha la possibilità, anche nell'ipotesi che aumenti il prezzo del carburante, di contenerlo, perché l'aumento dovuto alla svalutazione della lira incide solo su un quinto del valore attuale del prezzo alla pompa. Quindi se questo quinto aumentasse anche del 30%, che è l'ipotesi massima che si fa di svalutazione della nuova moneta, in pratica l'aumento del prezzo del carburante dovrebbe essere, adesso facciamo così un arrotondamento, una media di gasolio e benzina, che parliamo da 1,8, sarebbero 3.000, cioè sarebbero 3,6 delle nuove lire, di cui praticamente 1.000 lire è la base di partenza, e quindi avremmo 1.300, quindi avremmo che la media di benzina e di gasolio, nella peggiore delle ipotesi, passerebbe dagli attuali 3.600 lire alle 3.900 lire, nel caso che ci sia una svalutazione della nuova moneta del 30%. Ma ci lasciano anche uscire? Io non la vedo. Questo è un altro discorso. Noi a Roma diciamo che si fa pecora e il lupo se lo mangia, ma questo si deve lavorare su un progetto complessivo, non è che ci lasciano uscire. C'è un'ipotesi che fanno alcuni miei colleghi di uscire unilateralmente, è anche un'ipotesi. Certo, se l'Italia esce unilateralmente salta l'euro, questo è ovvio, quindi è chiaro che è una cosa un po' delicata, ma probabile che si vada verso una situazione in cui salti proprio l'euro, e allora in ogni caso dobbiamo prepararci, non possiamo stare come adesso che è così, anzi si lavora contro, perché la situazione della nuova Banca d'Italia è tale proprio perché si vuole evitare che nell'ipotesi di un'uscita dall'euro, che negli ambienti che contano è più che probabile, si ritorni alla sovranità monetaria, cioè si vuole che noi ci si trovi all'uscita dall'euro nelle condizioni di prima del 2001, e allora quello è il pericolo, secondo me, che noi usciamo dall'euro ma non recuperiamo sovranità monetaria. Quello è la cosa peggiore, quella sarebbe la cosa peggiore. Vabbè, bisogna tornare a prima dell'82, insomma. La seconda è brutta. No, la prima dal mio punto di vista è abbastanza semplice. Noi abbiamo bisogno di agricoltura e di manifattura, però è chiaro che in questi comparti, soprattutto nella manifattura, la crescita della produttività può superare l'effetto sulla domanda dello smaltimento dei prodotti. Detto in altri termini,
Quando io ho un telefonino, ho un frigorifero, ho una televisione, ho quello che è, ci può essere un prodotto innovativo, però poi alla fine, ma ci sono altri comparti che possono e devono crescere, sono quelli dei servizi, soprattutto perché una volta le donne facevano le schiave in casa, facevano tutto loro, ma adesso ci sono, nel caso dell'Italia, milioni di possibilità lavorative nel campo dei servizi di cura delle persone e della casa. E poi c'è l'ambiente, vedete che devastazione che c'è nel territorio, sapete quanto c'è da investire sia come capitale umano sia come cose per fare la manutenzione del territorio. Guardate che quello che è successo stamattina a Roma è inquietante, eh? Io abito in quelle zone, ma lì perché non si fa una manutenzione interessante. Io per esempio vado a correre in un parco vicino a casa mia da decenni. Lì ci stavano due fiumi con i granchi, i pesci, eccetera. Improvvisamente hanno cambiato il regime di questi fiumi per fare delle speculazioni. Il risultato finale è che adesso lì è difficilissimo andare a correre perché è sempre bagnato, è sempre difficile da transitarci. Allora mi domando, dall'altra parte poi esondano i torrenti, esondano i fiumi. Capitò nel 63 che quello stesso fiume esondasse a Prima Porta, ma dal 63 al 2014 passati più di 50 anni. Adesso invece sono all'ordine del giorno, perché vedo che è in provincia di Lucca, in provincia di Pisa, in provincia di quella, in provincia di... Allora lì c'è da fare investimenti e quindi l'occupazione sicuramente può essere portata lì. La seconda domanda. Purtroppo la regola aurea è che gli onesti finiscono male e i disonesti finiscono bene. Questo non è una buona notizia, perché se mi parli di Menichella, di Caffè, di Baffi, è tutta gente che ha servito il paese, è andata come è andata. Poi mi parli degli altri, di Ciampi, che hanno i traditori qua. Questo è un grosso limite. Però diciamo che ci sono figure, persone, impiegati, funzionari, a tutti i livelli che nelle forze dell'ordine, nell'amministrazione, nel privato, nelle imprese, nelle cooperative, eccetera, hanno fatto il loro dovere e hanno fatto del bene agli altri e al paese. E persone che invece hanno fatto male, che sono state bene o male premiate. Questo è un problema, certo, questo è un problema, mi rendo conto che dirlo ai giovani è un problema. Noi stiamo dalla parte di quelli che hanno fatto il loro dovere, sono stati dalla parte del paese, non si sono arricchiti con le loro carriere e sono rimasti onesti e non sono stati premiati. Comunque stiamo dalla parte di questi qua e vogliamo imitare questi qua, punto e basta. Allora, non molto tempo fa è uscito un progetto che si chiama di solidarietà per l'Europa, in cui si propone appunto un euro, 2 euro, insomma diciamo, un euro quello forte per i paesi diciamo del nord e un euro mediterraneo per consentire ai paesi mediterranei di respirare. Piccolo particolare, questa cosa è venuta fuori in Confindustria tedesca, è stata appoggiata dai servizi segreti francesi e accettata da alcuni nostri economisti, anche gente di valore. Allora io mi domando, ma se la Germania che ha fatto tutto perché noi non potessimo avere la svalutazione, perché dovrebbe adesso accettare questa svalutazione più o meno del 30%? Allora il progetto è un altro, il progetto è appunto quello che c'è una parte dell'Italia che andrebbe con la Germania e rimarrebbe quindi con l'euro forte e non darebbe fastidio, troppo fastidio alla Germania. Poi il resto dell'Italia che andrebbe con gli altri paesi mediterranei che non danno fastidio. Dall'altra parte c'è l'Inghilterra che ha sempre avuto forti appetiti nei confronti della Sicilia e non solo. Ci sono i problemi di equilibrio degli Stati Uniti nel Mediterraneo, ci sono la Scozia, la Catalogna, i Paesi Baschi che premono in quel senso. Allora, il punto è che l'indebolimento degli Stati nazionali
è stata la strategia delle multinazionali e del capitale finanziario. Quindi se noi completiamo la distruzione degli stati nazionali con le indipendenze locali, facciamo il gioco del capitale finanziario e non ce ne liberiamo più. Quindi prima ci dobbiamo liberare del capitale finanziario e ripristinare il primato dell'economia reale, cioè dell'uomo nell'economia. Dopodiché, a mio modo di vedere, facciamo un ragionamento su un sano federalismo. Recuperiamo anche le macro regioni, le idee di Cattaneo e facciamo una cosa del genere. In questo momento andare avanti con l'indipendenza, secondo me, significherebbe fare il gioco del nemico, che si chiami Germania, che si chiami Inghilterra, che si chiami capitale finanziario. Poi è chiaro che se una realtà locale vuole avere la sua moneta lo può fare, soprattutto per evitare di essere invasa da prodotti di importazione di scarsa qualità a basso prezzo che non possiamo produrre, perché non ci dimentichiamo che per noi italiani è cruciale anche la sovranità alimentare, quindi poter avere i nostri prodotti, mangiarci i nostri prodotti, eccetera. Per questo può essere una soluzione anche quella di fare una moneta locale, con la quale ci si scambiano i prodotti a livello del territorio, non ci puoi comprare i prodotti di importazione, ma se realizzi, perché sei bravo a produrre nel vino, nell'olio, nel formaggio, eccetera, delle eccedenze, queste ultime le puoi vendere sul mercato internazionale a un prezzo arbitrario, cioè al prezzo internazionale, e approvvigionarti di valuta internazionale. Quindi non hai bisogno di fare l'indipendenza, casomai hai bisogno di avere una moneta locale, che però è una seconda moneta rispetto a quell'altra. Poi che quell'altra sia l'euro o la valuta nazionale ovviamente dipende da quello che abbiamo ragionato finora. Prego. Vabbè, dobbiamo distinguere tra la titolarità e l'esistenza di queste riserve. Allora, non ho sicurezze al 100%, ma indizi abbastanza pesanti. Il primo, a un certo punto la Germania ha chiesto agli Stati Uniti, dove erano state ubicate le sue riserve, di averle restituite. E gli Stati Uniti gliele hanno restituite, o meglio, gliele stanno restituendo, ma pochino pochino, una navicella a volta, eccetera, eccetera. Secondo indizio, una persona a me molto legata in Banca d'Italia, per motivi vari, gli ho chiesto se mi diceva, insomma, dove stava sto oro. Lui mi aveva detto, ma sta sotto lì. Mi ha detto, ma sei sicuro? Vabbè, dico, senti, fammi una cortesia. E lui si è andato a informare dalle persone che sanno, dopodiché questo mio amico è scomparso. La mia ipotesi è che non ci sia, o meglio, la titolarità c'è, ma l'oro è stato portato in America, come quasi tutto l'oro europeo, e non è più nella disponibilità degli americani, perché è stato dato ai cinesi, i quali si impegnano a non buttare sul mercato il dollaro per distruggerlo, perché non ne avrebbero un vantaggio, perché è nelle loro riserve. Ma nelle ipotesi che per qualche motivo gli americani esagerassero con la stampa delle monete, della moneta o dei titoli, loro vogliono avere la garanzia di poter emettere uno yuan a copertura aurea, e quindi hanno l'oro e lo stanno incettando. La Cina è piena di questi oro, può darsi che anche il nostro oro sia lì, però non sono sicuro. Non ho prove, ho indizi. Un'altra domanda allora, dato che... Però due indizi. Sì, fanno una prova. È una vecchio detto, difatti. Allora, in effetti c'è molto più contrasto nelle personalità dei due soggetti che hai citato che non nelle teorie sottostanti.
In effetti l'MMT è una schematizzazione delle teorie cartaliste e per certi versi keynesiane, perché poi Keynes divenne un cartalista in un certo senso dopo il trattato della moneta e con la teoria generale, ma soprattutto quello che tentò di fare Bretton Woods senza riuscirci. Mentre Bagnai ha una impostazione molto monotematica sulla questione del cambio, dove ha ragionissima teoricamente, però non prende in considerazione il fatto che altri paesi vicini possano non subire supinamente la tua svalutazione e quindi si crea una situazione o di svalutazioni competitive che non portano teoricamente a niente, oppure di accordi che devono portare a una riparificazione dei cambi, per cui si spunta l'argomento principale, anche se dal punto di vista teorico ha perfettamente ragione. Allora, il problema è il seguente. Noi dobbiamo, noi dobbiamo da una parte puntare al riequilibrio fra le varie economie, no? Perché se puntiamo all'aumento dello squilibrio creiamo dei modelli insostenibili, giusto? Ok. Il mercato puro è insostenibile, perché comunque sia il forte diventa più forte e il debole diventa più debole, quindi alla fine salta, come abbiamo visto per esempio con la crisi valutaria del 92. Però se noi vogliamo la convergenza dobbiamo forzarla a livello per esempio internazionale o anche all'interno di uno stesso paese, quindi dobbiamo fare un po' di assistenzialismo, quindi o accettiamo di trovare un equilibrio fra economia di mercato ed assistenzialismo a livello interno e a livello internazionale. Se lo facciamo a livello internazionale facciamo un passo avanti rispetto alla teoria keynesiana, che è impostata tutta su un sistema chiuso, dove bene o male si giustifica più facilmente questa commistione di mercato e assistenzialismo. Se non vogliamo fare questo e quindi siamo per un'economia di mercato pura, allora ritorniamo al modello che è fallito ultimamente e quindi non possiamo farlo. Però certo non possiamo sottovalutare il fatto che non è che se noi decidiamo una politica poi il vicino l'accetta, dobbiamo metterci d'accordo. Allora, distinguiamo tre cose: la funzione propagandistica, la concezione ideologica e gli interessi della finanza. Vabbè, la funzione propagandistica lasciamo stare. Funzione propagandistica è il discorso di vivere al di sopra delle proprie possibilità, okay. Che è una contraddizione in termini, che non si può vivere al di sopra delle proprie possibilità. Cioè se uno consuma qualcosa è perché ce l'ha, quindi a livello macroeconomico non puoi vivere al di sopra delle tue possibilità. Una persona può vivere casualmente al di sopra, ma per un certo periodo finché gli concedono credito, no? Se poi quando a un certo punto si vede che non può ripagare il credito deve ritornare indietro, quindi è un discorso che non sta in piedi, non ha senso. L'ideologia è quella della sofferenza, è quella della durezza della vita, come diceva Pato Schioppa, e questo è un altro bel problema, perché chiaramente loro dicono non vogliamo nessun assistenzialismo perché siccome la vita deve essere dura, allora se stai male, se perdi il lavoro, se muori e lasci la moglie, i figli, eccetera, eccetera, perché è così. Però capisci che è un modo non umano di affrontare le questioni, perché le assicurazioni, la previdenza, il welfare state, eccetera, esistono proprio per non lasciare l'individuo solo davanti alle difficoltà della vita, ma anche questa è ideologia. Però, visto che la radice del termine è l'idea, uno aderisce a una corrente di pensiero o a un'altra. Terza possibilità è che ci siano degli interessi, per cui siccome l'obiettivo è l'accaparramento di liquidità,
occorre che ci sia la concentrazione finanziaria, perché se tutti quanti avessimo lo stesso risparmio, il risparmio si annullerebbe. Se invece cominciamo a concentrare la ricchezza in capo ad alcune famiglie e la sottraiamo dalle altre, succederà che le altre diventeranno povere, bisognose, e quindi solo con il welfare state e col disavanzo potranno consumare non al di sopra ma nell'ambito dei loro bisogni, mentre quelle più ricche avranno accumulato delle risorse che, soddisfatti i loro consumi, potranno essere destinate alla finanza, ma questo è l'obiettivo, è quello di generare risorse. Quindi, come vedi, ci sono queste tre possibilità. È un problema più politico che di tecnica economica, nel senso che poi la tecnica economica può seguire la scelta politica. Allora, se noi assegniamo allo sviluppo il rango di obiettivo, vuol dire che lo vogliamo massimizzare, quindi più ce n'è meglio è. L'esperienza ci dimostra però che un certo sviluppo può essere auspicabile, dopodiché si sprecano risorse, la gente non è che è più felice perché ha più cose da consumare, gli devi assicurare un certo livello. Allora, per esempio, come accennavo prima con Mirko, ci ho scritto un libro su questo, noi potremmo capovolgere le logiche, cioè dire che lo sviluppo è un vincolo, cioè ce ne deve essere tanto quanto ne serve per realizzare qualcosa che si avvicina alla piena occupazione. Invece l'obiettivo diventa l'ambiente, cioè la valorizzazione e la tutela dell'ambiente, che comunque in questo modo crea posti di lavoro. Qual è la differenza? Che se io l'ambiente lo metto a vincolo, riduco lo sviluppo arbitrariamente. Se io invece metto lo sviluppo a obiettivo, come dicevo prima, può darsi che distruggo risorse, mentre invece se lo sviluppo è un vincolo, quindi lo devo definire nella sua quantità, invece l'ambiente è un obiettivo, lo devo massimizzare, nel senso che massimizzo le condizioni di miglioramento e di mantenimento delle condizioni di conservazione. Ecco, questo potrebbe essere un modello accettabile, perché la decrescita in quanto tale non è mai felice, perché se io voglio un modello in equilibrio, per esempio in Italia, con i criteri della decrescita, io dovrei avere una popolazione di 15 milioni di persone, e gli altri 45 chi li fa fuori? Come li facciamo fuori? Quindi non è neanche questo un modello sostenibile. Il modello della decrescita, a parte che non è felice, non è sostenibile per questo motivo. Noi quando parliamo delle cose dobbiamo vedere se sono sostenibili. La globalizzazione è sostenibile? No, perché premia il produttore peggiore. I modelli che si basano sulla massimizzazione delle esportazioni sono sostenibili? No, perché se uno esporta c'è un altro che importa, eccetera, eccetera. Secondo me no, ma l'ho accennato quando facevo il discorso dei 4 milioni di imprese che sopravvivono nonostante che non facciano esatto, nonostante che non... Sì, le speranze ci sono legate alla capacità di esprimersi in termini di crescita e di consapevolezza da parte di queste realtà. Se noi saremo in grado di trovare una classe politica, di fare un movimento politico, una forza politica diversa, quindi con materiale umano rispetto a quello che ci ha portato in questa situazione, ne usciremo senz'altro. Se però non riusciremo a esprimere questo materiale umano diverso e migliore rispetto a quello che ci ha portato in questo casino, allora certo purtroppo grandi speranze non ve le do. Ho capito, io non sono uno che spende la speranza. No, la speranza è legata alla capacità di avere un programma, un progetto, perché sennò ovviamente stiamo parlando di cose astratte, e poi persone che siano migliori di quelle, eccetera, e poi certo poi serviranno mezzi, ovviamente, in ordine di importanza, idee, uomini e mezzi. C'è una coabitazione tra euro e moneta. Sì, sarebbe senz'altro auspicabile in un caso di un'uscita più dolce, non... Come ce l'hanno fatto in entrata, sì, fanno no. uscita. Considerate che proprio le banche mandano i conti sia in euro che in lire, non a caso, perché hanno capito che magari non si sa mai come dovranno essere calcolate
le cose nel prossimo futuro. Guarda, ti dico una cosa, potrei farti un discorso molto più ampio, complesso e approfondito, ma data l'ora ti rispondo in modo brutale. Allora, durante gli anni 90 io ho avuto incarichi da direttore generale, in quei tempi nel Ministero del Lavoro, in quei tempi contavo più di un ministro. Questo ha fatto sì che io mi sia scontrato per ragioni varie, soprattutto in una delle mie esperienze, quella forse più importante, con i poteri forti, li abbia messi in ginocchio, gli abbia puntato la pistola alla tempia, abbia tirato il cane e poi non abbia potuto completare l'opera perché mi hanno fermato. Ma mi hanno fermato perché avevo perso copertura politica, cioè non avevo più, eccetera. Avevo avuto, nella mia ingenuità, l'arroganza di pensare che un funzionario pubblico, perché era onesto, faceva il suo dovere, difendeva gli interessi del suo paese, potesse non avere copertura politica. E quello l'ho pagato abbastanza, anzi molto. Ma comunque è possibile mettere in ginocchio i poteri forti. L'hanno dimostrato ovviamente più di me, personaggi molto più importanti di me a livello mondiale, nazionale, eccetera. Alcuni di loro hanno pagato anche con la vita quello che hanno fatto, però si può fare a livello nazionale, locale e internazionale. Se non si fa è perché non c'è la forza, perché non c'è il coraggio, perché non c'è la copertura politica, qualche motivo, ma si può fare. Non è impossibile realizzare cose anche molto 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 ambiziose. Bisogna crederci, bisogna lottare, non bisogna avere paura, perché ovviamente i leader non devono avere paura. Allora, a regole date, questo paese ha meno di 12 mesi di vita. Se ci ribelliamo, troviamo una soluzione, facciamo un programma, ci diamo da fare, cambiamo le regole, questo potrebbe farlo anche qualcuno già dentro il sistema, allora questo paese ha le risorse, le capacità, la storia, eccetera, per salvarsi. Questa è la mia risposta. Grazie. Thank you.